Banche Popolari Venete, il giorno della verità. Le ore passano veloci, i minuti si consumano intensi in un susseguirsi di colpi di scena. E allora andiamo con ordine. In mattinata la Procura di Vicenza chiude l'inchiesta sulla passata gestione di BPV. Indagato l'ex presidente Gianni Zonin, con lui l'ex direttore generale Samuele Sorato e altre 5 persone, più la stessa banca coinvolta in forza della legge sulla responsabilità amministrativa degli enti. I reati contestati sono a vario titolo aggiotaggio, ostacolo all'autorità di vigilanza e falso in prospetto. Il procuratore della Repubblica, Orietta Canova, in una nota fa sapere che ipotesi di bancarotta connesse con la liquidazione coatta amministrativa dell'istituto di credito appartengono a una futura analisi di consistenza del reato. Nelle stesse ore a Roma, in Senato, è in discussione il blindatissimo decreto Salva Popolari. L'associazione Zelino Terzo Daonara, che difende i risparmiatori di BPV e Veneto Banca, assieme a Codacons, Adusbef, Adico e Apindustria Veneto, a Palazzo Madama chiede ai senatori di impegnare il governo con un ordine del giorno ad attivare il fondo di solidarietà per le vittime del crack, a tutelare la revocatoria di chi ha già transato, a stanziare 180 milioni di euro per ristorare chi non ha transato e a garantire 60 milioni del welfare per i casi sociali. Tutte le nostre richieste sono state inserite negli ordini del giorno del Senato, che impegna il governo a tutelare i risparmiatori. I risparmiatori delle popolari chiedono una tutela che viene accordata dal governo, ma non a tutti. Nel question time alla Camera il ministro dell'economia Piercarlo Padoan spiega che gli ex soci possono essere considerati vittime di comportamenti illeciti, ma chi compra azioni di una società, sia pure di una banca, assume un rischio elevato che contempla la possibilità di perdere interamente l'investimento. Compensare con un intervento a carico della collettività significherebbe gravare la scelta di chi ha assunto questo rischio e i comportamenti impropri degli amministratori sulle tasche di tutti gli altri contribuenti. La giornata finisce qui. Domani il Senato approverà il blindatissimo decreto Salva Popolari. I risparmiatori tornano in Veneto, ma prima fanno una promessa. Da settembre noi siamo qua in 5.000 con le tende e li pretendiamo i soldi dalla politica.